Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro Marco Genduso, pronto a commentarvi la giornata numero 24 del girone A di Serie C2 che vede scendere in campo i padroni di casa, Palermo Futsal Club e gli ospiti Oratorio San Vincenzo. Inizia il match, dunque primo tocco dell'Oratorio San Vincenzo che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi con Russo che si appoggia immediatamente da Cernigliaro. Chinnici esce, mette palla dentro e qui stava per combinare una frittata Faracci che però si è salvato. Liga Cialinschino, finta, va sul mancino, può parecchiare per Chinnici con sinistro Faracci e sbaglia la Fiore, l'anticipo su Gione. Liga, palla fuori seletivo Rato esterno Franco, se parte veloce Franco, salta l'uomo Franco Faracci rinvio lunghissimo, Calì sbaglia, la palla va fuori, non sappiamo di quanto. Poi il gesto di sportività da parte di Di Mariano che dopo l'errore va anche a dare un batticinque a Calì. Salta Di Mariano, Fiorentino, Franco sul secondo palo, ma che palla gli ha dato Fiorentino, non sbaglia, appostato come sempre, ma risultanza ormai classica, una fotografia, quella di Franco, risultato è di 1-0. Istanti di partita, la Fiora, la tiene lui, la Fiora, bella giocata qui, danza sul pallone capitano, la Fiora ancora avanza, la Fiora, cosa ha combinato? Vedo la Fiora, prima una magia, poi la punta, dove non può arrivare Faraggi, l'abbraccio con tutti, che gol, vedo la Fiora intramontabile. Picchia che va sulla pressione, poi Catanzaro, salta Fiorentino, Catanzaro, Calè, per ora. Aprile, mette dentro Calè, risponde spaccata, rouletta di Fiorentino, non ce la si continua, Rosso e 2-1, la riaperta dell'Oratorio San Vincenzo con il gol del proprio capitano Stefano Rosso. Voleva il fallo, non c'è nulla, Franco 2 contro 2, Franco punta all'uomo, Franco va sul destro, scivola, Franco dentro Pesane, Antonio Pesane non sbaglia da 2 passi, ma che palla di Nazareno Franco che non segna, fa assist, insomma è sempre importantissimo, risultanza di Pisano davanti alla fidanzata. Posizione, Liga respinge Di Chiara, poi calcia anche Russo, palla fuori, non di molto, Fiorentino punta all'uomo, va sul destro, se l'è creata Fiorentino, Liga, Super Liga, adesso riparte da solo, in strapotenza fisica, Liga, Calè, poi ancora, il gol di Di Mariano, che non la sbaglia, fa 3-2, direttamente degli spogliatoi, palla dentro ancora, per Russo, e 3-3, esplode in doccia, il pareggio dei biancazzurri, troppo solo, e tiro un po', a rivedere, poi il dribbling ancora si autolancia Russo e 3-4 e adesso si mette veramente malissimo per il rosanero. Ultima azione della partita, Fiorentino apparecchia per Franco e Faracci ancora con una grandissima parata e salva il risultato e probabilmente blinda anche questa vittoria. Poi sbaglia e va bene così, finisce la partita, vince l'Oratorio San Vincenzo, vince con il risultato di 3-4 contro il Palermo Futsal Club che dunque perde la vetta della classifica e lascia il posto al Pioppo Futsal.